In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva testimoniare la luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina l'uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne ai suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. E a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e viene ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità viene per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Questo testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato è una croce per tutti i predicatori, perché è un testo difficilissimo, è un testo che si dovrebbe pesare parola per parola, e noi ormai siamo abituati a sentirli, però in pratica, se ci fate caso, voi ascoltate, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era lì, difficilmente vi fermate a dire: ma che sta dicendo? Invece vedete, in un certo modo qui è descritto innanzitutto e chiarito un po' il concetto della Trinità. Guardate com'è la frase inconcludente. Dice: il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Come può essere una cosa vicina a un'altra ed essere la stessa cosa? Voi state vicini a me, ma non siete me. Io sto vicino a voi, ma non sono voi. E questo ha fatto cervellare tutti i teologi da 2000 anni. Oggi forse noi teniamo una frase, un'espressione e un dato di fatto che forse fanno capire molto meglio queste cose. Voi sapete che fino a poco tempo fa pensavamo che un uomo nasceva solamente, o un animale, nasceva solamente per accoppiamento, un maschio e una femmina si accoppiavano e nasceva un figlio. Poi improvvisamente uscì fuori la pecora d'Oria, cioè quella pecora che non è nata da un accoppiamento, ma è nata per clonazione, che significa che hanno preso qualcosa della pecora madre e l'hanno fatta crescere in maniera da creare una copia della madre. La pecora d'Oria è uguale a sua madre. Se io domani, come state tentando di fare, mi clono io, allora loro pigliano una cellula, non so, dalle mie unghie, dai miei capelli, dalla mia pelle, non è che ci vuole chissà che cosa, e mi costruiscono un'altra persona davanti a me. Quella persona, se io mi chiamo Vincenzo Romano, chiamiamolo Romano Vincenzo, ma sono io. Lui è presso di me, ma lui è me. Ecco, vedete, riflettete un po' a questo, non per diciamo, creare problemi nella mente, ma per cominciare a capire che a volte il mistero che noi ascoltiamo con parole a volte incomprensibili, in realtà forse è molto più vicino a noi. Potremmo dire che il verbo è il clone del Padre di Dio.
un fatto fondamentale, l'espressione di una persona, oppure può significare il dialogo. Cerchiamo di capirci. Cioè, l'opos diventa l'espressione. Cioè, voi guardate me in questo momento che vi sto parlando e che cosa conoscete di me? Conoscete le mie mani che si stanno muovendo,